Buongiorno, ben ritrovati in diretta con Focus TG. Partiamo da un'ultima ora, dalla prima pagina del Gazzettino, un altro incidente sul lavoro, un operaio è morto all'ex zuccherificio di Portoviro, fatale la caduta di 20 metri da uno dei silos. È l'ennesimo incidente sul lavoro di cui vi dobbiamo dare conto. E adesso andiamo in diretta da Luisa Bertini e Simone Squarcina a Monticello con Teotto, perché c'è un uomo che è stato fermato per la morte del sessantenne che è stato ritrovato ieri nel suo appartamento senza vita. In diretta Luisa Bertini, a te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno al nostro ospite, il consigliere Cristina Zanin, che ci tiene compagnia in questa diretta. Noi siamo tornati qui in via Fogazzaro, dove appunto ieri si è consumata questa tragedia, vittima Tiziano Segato di 64 anni, che è stato appunto ritrovato privo di vita, ricoperto in una pozza di sangue ieri mattina, e per cui c'è un'importante svolta sulle indagini di cui tra poco sentiremo il servizio. Intanto chiedo al consigliere, stamattina in tanti si sono rivolti a lei, insomma la cittadinanza non è abituata a questi episodi? Purtroppo sì, diciamo che un episodio di simile efferatezza non ho memoria nella storia di Monticello con Teotto. Ha indubbiamente creato un allarme sociale notevole e non si parla d'altro, come effettivamente lei ha indicato. Diciamo che il problema sicurezza è stato particolarmente attenzionato purtroppo negli ultimi tempi qui a Monticello con Teotto, però episodi criminosi di questo tipo indubbiamente ci hanno sconvolto e non poco. Ecco, cittadini anche che noi abbiamo raccolto al microfono, di cui poi vi mostreremo le testimonianze stasera nel corso del TG, ci hanno appunto parlato di quanto non fosse mai capitato e di quanto fossero sconvolti. E a proposito delle indagini, la svolta che è arrivata ieri sera, lo ascoltiamo sul prossimo servizio di Ivano Tolettini. Il presunto omicida Viktor Tamashuk, romeno di 28 anni, è stato fermato e trasferito in carcere a Vicenza. Dunque il compleanno finito nel sangue non è più un giallo. A Monticello con Teotto, in via Fogazzaro a Cavazzale, il camionista Tiziano Segato, 64 anni, divorziato e padre di 3 figli, è stato ucciso al termine di una lite con il suo coinquilino, che deve rispondere di omicidio preterintenzionale. L'ipotesi che sia stato ucciso a calci e pugni. La vittima era stata trovata morta ieri mattina intorno alle 11 nella sua abitazione. Un delitto che ha sconvolto la comunità e che in poche ore ha portato al fermo del coinquilino, che da qualche tempo viveva saltuariamente con la vittima e collaborava con lui anche in alcuni lavori. Come detto, l'ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Vicenza con il sostituto Hans Roderick Blattner insieme alla squadra mobile diretta dal vicequestore Ortensi è quella di omicidio preterintenzionale. Secondo una prima ricostruzione, all'interno dell'appartamento è scoppiata una lite violenta. Non si esclude per futili motivi, una discussione degenerata fino all'aggressione fatale. A chiamare i soccorsi è stato proprio il 28enne Tamashuk. Quando però i sanitari del SUEM sono arrivati nell'abitazione, per Tiziano Segato non c'era ormai più nulla da fare. Da quanto emerge, la convivenza era nata per ragioni pratiche ed economiche. Segato avrebbe ospitato il giovane per aiutarlo, ma tra i due non sarebbero mancati contrasti, discussioni e tensioni, forse anche per soldi, e aggravate dall'alcol. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il ricordo del fratello della vittima, Tullio Segato, ex investigatore della squadra mobile e oggi criminologo, che lo descrive come un uomo buono, disponibile, forse perfino troppo. Era un buono, ma ingenuo, sono sconvolto, ha detto ai cronisti. Parole che raccontano tutto il dolore di una famiglia e lo smarrimento di un'intera comunità, mentre ora l'inchiesta farà piena luce su una morte tanto brutale quanto improvvisa.
Ecco, l'avete sentita la svolta sulle indagini che ovviamente sono ancora in corso per far luce sulle cause, sulle motivazioni. Intanto io continuo a parlare di territorio con il consigliere comunale, perché effettivamente la socialità è un fenomeno, diciamo, importante e da attenzionare. Sì, come le dicevo, purtroppo negli ultimi tempi il problema di casi di fragilità sociale si è fatto particolarmente sentire, e sono casi che ad esempio si sono tradotti in occupazioni abusive di abitazioni addirittura poco distante dai luoghi in cui ci troviamo ora. Si sono verificati qualche settimana fa ripetuti episodi di occupazione abusiva, ma così come in altre zone del paese. Sta diventando un fenomeno che richiede una particolare attenzione. Spesso si tratta di casi di fragilità che non passano attraverso i servizi sociali, ma dei quali è importante farsi carico anche tramite una conoscenza capillare del territorio, che diventa sempre più importante, e vediamo che solo in questo modo, anche tramite le istituzioni e anche tramite l'attività che da parte della minoranza si fa di portare costantemente ad attenzione il problema della sicurezza e della sicurezza percepita, proprio in ragione dell'allarme sociale di cui si parlava, che si può almeno tentare, collaborare tutti insieme per tentare una soluzione del problema. Ecco, io ringrazio il consigliere per essere stata con noi, e intanto vi lascio ascoltare l'intervista che abbiamo raccolto al sindaco di Monticello Conteotto, e restituisco la linea allo studio. Sindaco, ieri è una giornata molto impegnativa, oggi il paese è sotto shock, le persone sono venute anche a parlarle. Sì, le testimonianze che abbiamo raccolto ci raccontano di una persona mite, tranquilla, anche nei rapporti col vicinato. Soltanto ultimamente si sono sentite delle liti da parte delle abitazioni attigue, ma la zona è tranquilla, la piazza è tranquilla, non c'erano stati mai episodi, insomma siamo tutti sconvolti da quanto è successo. Questa tra l'altro è la prima volta che capita a Monticello. Sì, assolutamente, non c'erano mai stati episodi di omicidio. Se di omicidio si tratta, perché saranno naturalmente le indagini ad accertarlo. E il paese come sta reagendo a questo trambusto? Come in questi casi, con stupore, anche con amarezza, insomma siamo nella settimana di Pasqua e ecco. Chi conosceva il signor Segato lo descrive come una persona buona? Sì, con una persona tranquilla, mite, ecco. Ospitava questo ragazzo che sembra gli desse dei problemi, con il quale lo si è sentito litigare ultimamente. Grazie molto a Luisa Bertini e Simone Squarcina, collegati da Monticello Conteotto. Adesso andiamo a Padova, perché c'è stata paura nella notte in via Cremonino, dove un incendio è divampato in un appartamento al terzo piano di un condominio. 10 residenti sono ancora sfollati a causa dei danni da fumo. Andiamo da Marta Zatta. Te Marta. Era circa 00:15 quando nella palazzina alle nostre spalle, al terzo piano, è divampato un incendio. 3 ragazze al suo interno, dai commenti, dalle dichiarazioni dei residenti, 3 studentesse all'incirca sui 20 anni di origini straniere sono state fatte evacuare, appunto perché l'incendio ha completamente avvolto l'appartamento e il vanoscale dell'intera palazzina. Sono state fatte evacuare anche altre 10 persone, tra le quali anche un anziano assieme alla badante che si era rifugiato nel terrazzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri, il SUEM, perché sono state anche portate all'ospedale 4 persone, fortunatamente non in condizioni gravi. È stata veramente una notte di passione quella in via Cremonino a Padova. Noi abbiamo raccolto le dichiarazioni dei condomini
condomini, anche una dichiarazione della condomina che abita nel piano sotto a quello dove c'è stato l'incendio. Al momento letteralmente le piove dentro la camera da letto, perché i pompieri hanno dovuto domare le fiamme. Dalle immagini che vedete, il vano scala completamente annerito, il rischio di intossicazione per i condomini è stato altissimo. Infatti sono 10 le persone che hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa, tra le quali anche una famiglia con 2 bimbe molto piccole. Le possibili cause al momento al vaglio dei vigili del fuoco sarebbe ricollegato a un cortocircuito da una presa elettrica, ma delle dichiarazioni anche di altri condomini, almeno da quello che ci raccontano, l'incendio potrebbe essere stato scaturito anche da delle candele. Ovviamente sono tutte ipotesi che dovranno essere confermate dai vigili del fuoco. Le operazioni comunque si sono concluse alle 4:30 di notte e ora appunto c'è la disperazione dei condomini. Al momento sono 5 gli appartamenti non fruibili, tra le quali anche una famiglia con 2 bambine molto piccole che hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa, almeno fino a quando l'appartamento non verrà reso agibile nuovamente. Insomma, non sarà una Pasqua serena per questa palazzina di via Cremonino. Io abito a fianco al terzo piano a dei ragazzi che sono in affitto e ho sentito urlare, pensavo che fosse qualcosa qualche lite, qualcosa del genere. Poi alla fine sono uscito e ho visto che stava fumo e si stava lamentando il fuoco. Ho preso l'estintore, sono andato a spegnere il fuoco, però c'era troppo fumo, il fumo era troppo avanti, quindi non abbiamo potuto fare niente. Abbiamo chiamato poi il 118 e sono dovuti intervenire poi per spegnere l'incendio. Praticamente il terzo piano, che è l'ultimo, tutte le 4 abitazioni sono inabitabili. I residenti eravamo tutti qua per strada. Erano scossi? Sì, un disagio per tutti. Io ho 2 bambini, siamo stati qua, adesso sono passato giusto a prendere 2 cose perché non posso entrare e siamo fuori. E sono stati anche portati in ospedale? Qualcuno sì. C'è la mia vicina, l'altra signora, perché qua abitano anche delle persone anziane. 2 o 3 persone sono state portate all'ospedale perché avevano respirato del fumo. Una notte veramente da dimenticare. Sì, anche perché siamo quasi tutte donne qua. Ci siamo trovate disperate, soprattutto la signora del secondo piano, poveretta, che l'ho ospitata in casa mia a dormire stanotte. La signora del primo piano, che anche lei, poveretta, sì, ha dei problemi e non è stata una cosa piacevole, Oltre alla paura anche i danni alla palazzina. Certo, io non so sopra come siano messi. Io non so, visto adesso dal di fuori, è allucinante. Però io non riesco a capire come non abbiano fatto ad accorgersi prima che stava succedendo quel disastro lì. C'è qualcosa che non quadra. Lei signora da quanti anni abita qui? 43. E purtroppo da quando hanno messo per i studenti non è più il nostro condominio. Non mi sento più a casa mia. Un anziano scomparso e siamo a Cartura, ci sono ricerche in corso da parte dei vigili del fuoco lungo un canale. Andiamo in diretta da Federico Fusetti con Federico Cibotto per la parte tecnica. A te Federico. Sì, buongiorno direttore, una diretta veloce proprio per aggiornarvi su quello che sta accadendo. Tra l'altro l'elicottero dei Vigili del Fuoco si è allontanato da pochi istanti, era proprio sopra le nostre teste, sta risalendo il canale. Cosa è successo? Ieri sera attorno alle 20 un anziano 85enne si è avvicinato al canale Vigenzone, che è questo, siamo a Cartura, Bassa Padovana, ve lo sta mostrando Federico Cibotto, e non si sono più avute notizie di lui, quindi
sono scattate le ricerche, che anzi, mi correggo direttore, l'uomo era venuto nei pressi del canale già durante la giornata, ma è dalle 20 che sono poi scattate le ricerche. È stato attivato il piano ricerca persone coordinato dalla prefettura. A Cartura, che è a poca distanza da qui, è proprio in centro, c'è il campo, diciamo, base, quindi il posto dove i vigili del fuoco hanno fatto un po' la base operativa con vari mezzi. Qui invece ci sono quelli proprio specializzati con i sommozzatori, con il nucleo della Polizia di Stato, sempre per quanto riguarda la ricerca delle persone in acqua. C'è l'unità dei droni che credo stiano partendo proprio dalla piazza di Cartura per arrivare qui lungo il canale. Ovviamente il tratto di canale è piuttosto lungo, così abbiamo visto che è circa 2 chilometri e così tra varie anse e curve si snoda tra le campagne qui della Bassa Padovana. Come dicevo, il piano è coordinato dalla prefettura, ci sono anche volontari della protezione civile ovviamente, e insomma lungo questo corso d'acqua stanno ricercando l'85enne. Non si ha davvero idea di cosa possa essere successo, anche perché no, una tragedia, una fatalità, magari l'uomo è davvero scivolato in acqua e potrebbe anche non essere qui ovviamente, però è logico che sia scattato il piano pensando che diciamo, il luogo più facile nel quale sia finito l'anziano sia proprio l'acqua del canale Vigenzone. Direttore, noi saremo qui un po', per cui se ci sono degli aggiornamenti ci rifaremo sentire. Per il momento da me e da Federico Civotto ti restituiamo la linea. Grazie molte Federico Fusetti. Vediamo una notizia che riguarda il ministro del turismo, il nuovo ministro del turismo è Gianmarco Mazzi. Ovviamente subentra Daniela Santanchè, ha detto, giurando questa mattina al Quirinale, un settore che rappresenta il pilastro dell'economia e noi ne sappiamo qualcosa qui in Veneto. È un dirigente d'azienda, autore televisivo, è stato sottosegretario alla cultura ed è un veneto, Gianmarco Mazzi è veronese. In regia oggi ci sono Francesca Pezzo e Alessandro Granziera. Andiamo avanti con la cronaca, una violenta aggressione in un bar di Brugine, siamo nel Padovano, un uomo è entrato con delle forbici e ha colpito la barista, è stato denunciato dai carabinieri. La telefonata al 112 è arrivata nella tarda serata di ieri. All'altro capo del filo la titolare di un bar di Brugine che raccontava, terrorizzata, di essere stata aggredita da uno degli avventori che l'aveva colpita con un paio di forbici e stava minacciando gli altri clienti. I carabinieri della compagnia di Piove di Sacco, in zona per i quotidiani servizi di controllo del territorio, si sono recati sul posto. L'aggressore è stato individuato e fermato. Durante la perquisizione sono saltate fuori le forbici che l'uomo, un 41enne residente Legnaro, aveva tentato di nascondere nei pantaloni. Per il 41enne è scattata la denuncia. Dovrà rispondere dei reati di lesioni personali, minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. La donna aggredita è stata condotta in ospedale a Piove di Sacco. Servizio di Chiara Gaiani e vediamo le truffe ancora in azione, finti carabinieri che tornano a colpire, ennesimo caso ai danni di un'anziana, una facoltosa ottantenne che è stata derubata di tutti i gioielli, è accaduto a Mogliano Veneto. Ancora una truffa con il finto carabiniere, ma questa volta il bottino è davvero ingente. Vittima una facoltosa signora ottantenne che vive in una villa lungo il Terraglio a Mogliano. È da poco passata l'ora di pranzo quando la donna riceve la telefonata di un uomo che si qualifica come carabiniere in servizio al comando di Venezia. Dice di dover fare una verifica sui gioielli della signora dopo un consistente furto di preziosi verificatosi nel capoluogo lagunare. È talmente convincente da indurre l'anziana a tirar fuori tutti i suoi gioielli ed esporli su un telo sopra il tavolo. La telefonata è lunghissima. Il finto carabiniere, con una tecnica ormai collaudata in tanti colpi di questo tipo, tiene la vittima sempre in linea in modo che non possa chiamare parenti o forze dell'ordine per una verifica. Fatto sta che dopo un po' si presenta al cancello della villa il complice, il quale, fingendosi il perito incaricato della verifica sui preziosi, entra in casa. In un attimo prende il telo con i gioielli, lo infila nello zaino e si allontana. Il complice continua a tenere
tenere al telefono la vittima rassicurandola ancora per quasi un'ora, evidentemente per dare all'altro truffatore il tempo di dileguarsi. Solo alle 17, quando alla villa arriva la collaboratrice domestica, emerge il raggiro. Vengono allertati i carabinieri, quelli veri, che ora conducono le indagini sulla truffa. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione, ma comunque il valore dei gioielli è ingente. L'allerta su questo tipo di reato, con casi di truffa ormai quotidiani, è molto alta, eppure i malviventi continuano a mietere vittime. Il comune di Mogliano ha organizzato diversi incontri per informare i cittadini. Noi lo diciamo sempre quando facciamo le riunioni, sia con i carabinieri, che ringrazio per la grande collaborazione che stanno dando qui a Mogliano Veneto assieme alla polizia locale. Fate un colpo di telefono, se loro insistono mettete giù il telefono, se effettivamente c'è qualcosa che necessita di un'urgenza richiamano, ma mettete giù il telefono, interrompete la comunicazione, chiamate il 112 e chiedete informazioni. Mai stare al telefono tanto tempo con queste persone, con una persona che vuole trattenerti al telefono, perché significa che c'è qualcosa di criminale sotto, e in questo caso purtroppo ancora una volta è successo questo. Assessore alla sicurezza Leonardo Muraro, vediamo adesso un'altra aggressione con dei finti fisioterapisti che hanno rubato la catenina ad un'anziana che stava per entrare in una chiesa. È accaduto nella parrocchia di San Michele delle Badesse a Borgorico. Non hanno avuto rispetto neppure di un'anziana che stava per entrare in chiesa. I ladri che hanno messo a segno un furto nel sagrato di San Michele delle Badesse, frazione di Borgorico. È qui che la donna è stata avvicinata da una coppia, un uomo e una donna, che si sono finti fisioterapisti e dopo averla distratta, iniziato a toccarle il punto in cui avrebbe potuto, secondo loro, avere dolore, con destrezza le hanno rubato la catenina d'oro con una medaglietta a cui era molto affezionata. Non uno strappo, la collanina potrebbe essere stata tagliata con rapidità da uno dei due mentre il complice distraeva la vittima. Tutto è accaduto in pochi minuti, tanto che subito l'anziana non si è neppure accorta di quanto stava accadendo. Ancora una volta, vittima di malviventi, una persona vulnerabile toccata non solo in oggetti di valore ma anche negli affetti. E vediamo scippo in pieno giorno a Treviso, un'anziana scaraventata a terra, era in bicicletta, caccia al malvivente in monopattino, è successo davanti al supermercato di via Risorgimento, la Conad di via Risorgimento a Treviso. Il ladro è stato inseguito da alcuni passanti fino a piazza Borsa, ma è riuscito a dileguarsi. Adesso andiamo a Venezia perché questa splendida città è presa d'assalto dai turisti per Pasqua e da oggi scatta il contributo d'accesso. Filippo Fois in diretta con Sandro Ponchio, a voi. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori dal piazzale della stazione Santa Lucia di Venezia, che è un po' il simbolo sia del contributo d'accesso di cui parleremo tra poco, perché è qui che ci sono, diciamo, i varchi d'accesso più importanti, quelli più affollati, sia che più in generale per l'assalto turistico di Venezia, perché è da qui che transita la quasi totalità di turisti che arrivano in città. In questo momento siamo in una fase di relativa calma rispetto a quello che abbiamo visto la mattinata, durante il corso della mattinata, in cui questo piazzale è stato letteralmente invaso da migliaia di persone. Gli indicatori che ci arrivano dall'Associazione degli Albergatori Veneziani segnano un'affluenza molto vicina al tutto esaurito, e anche gli indicatori del contributo d'accesso per quello che riguarda le prenotazioni, che al momento è l'unico dato disponibile, segnalano più di 25.000 prenotazioni solamente per questo primo fine settimana. Il contributo d'accesso torna ancora una volta e si riconferma, anche se con meno clamore rispetto alle precedenti, come un provvedimento che divide e non poco le opinioni. Noi abbiamo avuto modo di avvicinare un po' di turisti e non è ancora molto conosciuto. C'è chi ha avuto l'amara sorpresa di dover pagare 10 euro a testa, magari anche gruppi piuttosto numerosi che ne hanno lasciati quindi qualche centinaio, li vedrete poi nelle prossime edizioni del nostro telegiornale, a sorpresa solamente per poter entrare in città. Molti ci hanno detto non sappiamo se sia giusto che si debba pagare per entrare in città, altri ci hanno detto sì, è giusto perché comunque bisogna contribuire alla salvaguardia della città, altri ancora ci hanno detto
È giusto pagare, però dovrebbero darci qualche cosa in più, per esempio, che ne so, un ingresso alla Basilica di San Marco. Altri ancora, e questo è l'aspetto più curioso, noi abbiamo avvicinato per esempio poco fa un milanese che è passato dritto qui ai VAR, che gli abbiamo chiesto: lei ha pagato che cosa? Diciamo, veramente oggi c'è il contributo d'accesso, si è guardata attorno, ma non lo sapevo io, e ha tirato dritto, per cui veramente ne succedono un po' di tutti i colori e giustamente quando c'è un afflusso di gente così grosso, per certi versi è inevitabile. Quale sarà poi il futuro del contributo d'accesso? Lo scopriremo anche dopo, probabilmente tra qualche mese. Ci sono stati dei dibattiti anche politici se mantenerlo o meno, se addirittura aumentarlo di prezzo, se far pagare anche i veneti. Questo è il provvedimento che fa più discutere. Attualmente tra le esenzioni ci sono quelle dei residenti nella regione Veneto. Si sta discutendo se anche i veneti debbano pagare questi 10 o 5 euro a seconda della prenotazione, perché effettivamente se il motivo che ha spinto al contributo d'accesso è quello di regolare i flussi turistici giornalieri, effettivamente i veneti rappresentano la maggioranza di coloro che vengono qui per trascorrere solamente qualche ora. Come sempre poi in queste giornate di contributo d'accesso, sostanzialmente tutti i fine settimana, compreso il venerdì, fino alla fine di luglio si paga fino alle 16:30, dopodiché si può entrare senza problemi come se fosse una giornata normale. Direttore. Grazie molto a Filippo Fois e a Sandro Ponchio. Ne parleremo anche nella seconda parte di Focus TG con Simone Venturini, candidato del centrodestra a sindaco di Venezia. Adesso andiamo invece da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi, il nostro operatore, perché al San Martino a Belluno si sta facendo il punto sulle liste d'attesa, sul piano di gestione. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Questo piano di gestione sta dando i primi risultati e sono tutti risultati con il segno positivo. Al mio fianco il commissario dell'ULSS Dolomiti Giuseppe Dalben e il dottor Giacomo Longo, che è responsabile unico del piano liste di attesa. Si è fatto davvero un grandissimo lavoro sull'appropriatezza, sul controllo anche delle agende, vero dottor Dalben? Assolutamente sì, il tema delle liste d'attesa è un tema a cui teniamo particolarmente, è un tema di gestione che va affrontato sia nel versante della domanda con dei percorsi di appropriatezza, come veniva giustamente detto, sia nell'ambito appunto dell'offerta. Tutto questo in un territorio che oggettivamente è un territorio dove la popolazione anziana è sempre in aumento e quindi anche con l'intreccio di diverse modalità di approccio ai pazienti, quindi con il telecontrollo, con il teleconsulto, con la telemedicina. Dottor Longo, che grande lavoro è stato fatto? È stato fatto un grande lavoro perché siamo così riusciti a muoverci noi verso il paziente rispetto al contrario, e questo grazie all'ausilio della telemedicina con il teleconsulto tra specialisti, con le televisite che possono tranquillamente gestire un paziente in cronico e quindi evitare lo spostamento in determinati contesti urbani magari non appropriati e sicuramente stiamo ottenendo di buoni risultati in questo livello. Ecco, per darvi qualche cifra, sapete che le ricette hanno le priorità, c'è la priorità B che deve essere eseguita, la visita deve essere eseguita entro i 10 giorni e poi la priorità D entro 30 e P tra 60 e 90. Qui i risultati davvero sono tangibili e si toccano con mano. Sì, noi riusciamo a garantire oltre il 90% di queste richieste con queste tempistiche in maniera sincrona, quindi il cittadino che chiama direttamente il CUP riesce ad avere un appuntamento per oltre il 90% di queste prestazioni, nella maggior parte delle prestazioni stesse. E laddove invece la prestazione venga richiesta dal medico specialista, per il paziente non ci sarà più la necessità di girovagare in ospedale tra un CUP e un altro specialista, tra un reparto e l'altro, perché tutto viene gestito da questi mini CUP che sono proprio in capo agli specialisti. Esattamente, e qui è stato un po' il salto di qualità perché il
il cittadino a seguito di una prima visita viene completamente preso in carico per tutta la sua necessità assistenziale all'interno della struttura stessa su agende dedicate, completamente diverse rispetto all'agenda ACUP, e quindi il bisogno di cura viene soddisfatto in maniera puntuale. Ecco, prima di lasciarvi facciamo l'esempio, quello tipico, riguarda l'intervento chirurgico alla cataratta, che è fra i più richiesti non solo all'interno del territorio, nel territorio della ULSS Dolomiti e nelle strutture di questa azienda sanitaria, ma insomma il problema è evidentemente diffuso. Dottor Dal Bene, anche in questo caso voi siete riusciti a dare una risposta ai pazienti, che sono, diciamo, rappresentano un discreto numero anche. Sì, eseguiamo circa più di 2000 cataratte ogni anno e avevamo dei tempi di attesa superiori all'anno, li abbiamo dimezzati, quindi nel giro di 6-8 mesi attualmente riusciamo a garantire l'intervento, quindi un risultato anche da questo punto di vista veramente importante. Diciamo che tempo d'attesa pari a 0 non può essere richiesto, ci vuole pazienza e ci vuole anche una sorta di sensibilità da parte dell'utente che a sua volta deve essere accurato nel momento in cui ha una ricetta in mano. Ma assolutamente sì, nell'ambito appunto della chirurgia ambulatoriale, quale quella appunto della cataratta, ci vogliono anche dei tempi di maturazione della stessa, non è che si deve operare subito al primo sintomo della presenza appunto della cataratta, deve raggiungere un grado di un certo appunto di una certa importanza, di un certo livello, e poi appunto si interviene, e quindi non è che perché si abbia il disturbo, un leggero annebbiamento, ci si debba subito fare l'intervento. Dobbiamo appunto farlo quando serve, nel momento che serve, nel momento giusto, nel tempo giusto. Ecco, ricordando agli utenti che nel momento in cui si ha in mano una ricetta ci si deve immediatamente rivolgere al CUP, accettare naturalmente le proposte che vengono fatte dal CUP, e nel caso contrario c'è un tempo d'attesa limitato rispetto a quello indicato previsto dalla priorità, e nel caso in cui il paziente dovesse per X motivo non potersi presentare all'appuntamento, deve sapere che se non c'è una giustificazione valida il ticket verrà addebitato comunque. Direttore, da Belluno, dall'ospedale San Martino è tutto, gli aggiornamenti questa sera nel nostro telegiornale, ti restituisco la linea. Grazie Tiziana Bolognani e per la parte tecnica Stefano Bozzi, e restiamo sulla sanità, le prime nomine per il nuovo direttore generale dell'ULSS 2 Marche Trevigiana Bizzarri. Ieri c'è stata la presentazione della dottoressa Maria Caterina De Marco, che è subentrata a Stefano Formentini come direttore del CA Foncello. La prossima settimana ci saranno altri incarichi. Elena Dal Forno. È un incarico molto prestigioso, io però sono molto onorata di tornare quasi a casa, perché avevo iniziato i miei primi passi professionali proprio nella vecchia ULSS 9 di Treviso, quindi per me è un onore. Ovviamente ringrazio il direttore generale che mi ha onorato di questo incarico, e poi mi metto a disposizione dei cittadini, dei professionisti per i loro bisogni, con l'entusiasmo e con la determinazione che mi contraddistinguono. Origine calabrese ma veneta di adozione, la dottoressa De Marco arriva a 19 anni a Padova per studiare, e da allora il Veneto è la sua casa. Dopo l'esperienza a Treviso ha coordinato la sanità bellunese, non ultimo anche il tavolo per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina, e farà del suo ufficio un punto sempre aperto per le criticità da affrontare. Quando si percorrono degli obiettivi non è l'unico che raggiunge l'obiettivo, si è sempre in tanti e si è insieme, quindi per me il lavoro di squadra è molto molto importante, e poi sono abituata a tenere la porta davvero dello studio sempre aperta, quindi chiunque vuole venire così anche a conoscermi, io sono qua a disposizione. La mia scelta è stata quella di andare a nominare la dottoressa De Marco perché ha quelle competenze distintive e un percorso professionale che le hanno consentito di avere una grande conoscenza di quella che è la rete ospedaliera, ma anche una grande competenza della rete territoriale. La prossima settimana le altre nomine, nel segno della discontinuità.
Tante le priorità, dall'implementazione delle case di comunità alla telemedicina, dai percorsi per il personale alle liste d'attesa fino al polo universitario. I prossimi mesi saranno un susseguirsi di decisioni da prendere. I lavori per il completamento degli ospedali, di cui la Cittadella ne è uno, ma voglio ricordare anche il blocco dell'ospedale di Conegliano, nonché la parte di sviluppo di Oderzo, di ampliamento di Oderzo. Abbiamo sicuramente la Cittadella universitaria, perché comunque dobbiamo integrare la gestione dell'università all'interno dell'azienda, che diventa un fattore importante ma soprattutto di crescita per l'azienda. Quanto alle case di comunità, confermata l'apertura entro giugno di 16, mentre la 17ª Palazzo Moretti a Treviso slitta al 2027. Per Motta di Livenza, Castelfranco e Oderzo l'apertura sarà invece in locali differenti da quelli stabiliti per consentire il completamento delle opere di edilizia. Stiamo correndo dal punto di vista edilizio e anche dal punto di vista dell'arredo, ma anche di riorganizzazione di quello che è il personale che andrà all'interno della casa di comunità. Il nostro obiettivo è quello di completare a giugno, mentre Palazzo Moretti arriverà nella seconda parte del 2027. La prima pagina del Corriere del Veneto, vediamo alcuni titoli, la nomina di Gianmarco Mazzi a Ministro del Turismo, dalla destra veronese alla creazione della Nazionale Cantanti, chi è il nuovo Ministro del Turismo con l'Arena nel cuore. E poi campi estivi per i bulli, lo psicoterapeuta boccia l'idea di Stefani, andrebbero rieducati gli adulti. Lo psicoterapeuta in questo caso è Matteo Lancini. Torniamo alla cronaca nera, la notizia della morte di Egidio Bergamo, l'agricoltore e allevatore di 41 anni che ha perso la vita stritolato nel macchinario spargiletame mentre stava lavorando sul grappa, ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano, come Davide Dallarizza, collega e amico di Bergamo, con cui aveva condiviso tante battaglie per la tutela delle campagne e delle stalle. Lo ha incontrato per noi Vanessa Banzato con il contributo tecnico di Edoardo Paris. Sotto shock la comunità, sotto shock gli amici di Egidio Bergamo, il 41enne che ha perso la vita la sera del 31 marzo scorso, proprio mentre stava lavorando i terreni in Colcampeggia sul Monte Grappa. Con me Davide Dallarizza, che era un grande amico e collega di Egidio Bergamo. Tra l'altro una nota che vi ha sempre accomunati è quella che entrambi avete cominciato con tutt'altro lavoro. Poi l'amore, la passione per la terra, l'amore e la passione per le bestie vi ha fatto intraprendere questo cammino non certo semplice, ma davvero fatto con professionalità e passione. Che ricordo ha di Egidio? Guarda, Egidio era praticamente mio coetaneo, ci dividevo un anno d'età praticamente, e ci siamo trovati più di qualche volta su qualche serata così a tema su cui si parlava appunto dell'agricoltura e appunto ci accomunava l'interesse per gli animali, l'ambiente. Lui è partito anche lui da niente come è partita la nostra azienda, e appunto accomunati dalla passione per la terra. E è stata dura sentire che così nelle vicinanze, sai, quando ti toccano nel vicino, nelle persone che comunque conosci, e è stato un dramma perché si spera mai che accada, e soprattutto comunque un conoscente, un amico, e sono veramente delle cose che ti scioccano. Io penso che il lavoro che comunque ci accomuna e facciamo ogni giorno per il territorio, che comunque è un lavoro silenzioso, qui quasi la gente non lo percepisce ma lo può vedere, no? Nel mantenerlo e di dare bellezza a quello che è il territorio, era quello che lo spingeva anche appunto andare a spargere letame su a Colcampeggia, che io mi ricordo mi ha portato là dicendo: guarda Davide, questo qua, guarda che panorama, sai, si condivideva sta passione che è la cosa primaria per farlo sto lavoro qua, perché con la burocrazia e coi tempi che corrono non è facile, soprattutto per le microimprese del territorio, per chi vive la montagna e ne trae reddito. Sì, posso immedesimarmi sul suo lavoro, su quello che stava facendo, e magari sai di fretta la foga di voler finire magari prima che arrivi nottetempo, e una tragedia così non ci sono parole per il dolore alla fine che ti provoca, certo, e che ti tieni dentro, perché alla fine sì,
insomma, dici sempre Madonna, potrebbe toccare a me, potrebbe toccare a magari un altro tuo amico, e le macchine sono innovative al giorno d'oggi, si cerca sempre di essere anche aggiornati, di stare aggiornati, possibilmente con gli introiti economici che comunque l'agricoltura dà, che sappiamo benissimo non sono grandissimi. Lui è stato vittima. Allora questo era il ricordo della vittima di un altro, dell'ennesimo incidente purtroppo. Intanto la magistratura, restiamo nel Bassanese, ha disposto l'autopsia sulla salma di Egidio Bergamo. Vediamo. Sarà l'autopsia a chiarire ogni aspetto della tragedia avvenuta a Colcampeggia, sul Monte Grappa, nel territorio di Romano Dezzelino, dove ha perso la vita l'allevatore Egidio Bergamo, di 41 anni. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo e disposto l'esame autoptico sul corpo dell'agricoltore, trovato senza vita dal fratello dopo ore di ricerca martedì notte. Secondo una prima ricostruzione, l'agricoltore stava lavorando da solo nei terreni di famiglia quando sarebbe rimasto schiacciato dal macchinario agricolo, uno spargiletame agganciato al trattore. Un incidente che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Gli accertamenti del magistrato serviranno a stabilire con precisione la dinamica e le cause della morte, anche se al momento non emergono elementi diversi dall'ipotesi dell'infortunio agricolo. Intanto la comunità, col sindaco Simone Bontorin, si stringe attorno alla famiglia. Il nulla osta per i funerali è atteso nei prossimi giorni. Le esequie potrebbero svolgersi mercoledì prossimo. Una morte che lascia sgomento e riaccende i riflettori sulla sicurezza nei campi. La ricostruzione dell'incidente nel servizio di Ivano Tolettini, e vediamo la storia della presunta badante killer Paola Pettinà, che si difende affermando che non ci sono prove contro di lei ed afferma di non avere avvelenato le 2 donne decedute. Non ci sono prove per accusarmi degli omicidi. È la linea difensiva della cosiddetta badante killer, la 48enne Paola Pettinà di Bolzano Vicentino, che rischia l'ergastolo per il presunto duplice delitto di 2 anziane, Imelda Stevan di 81 anni e Alessandra Balestra di 74, che doveva accudire ed è accusata del tentato omicidio di altre persone. Paola Pettinà è comparsa per la prima volta davanti alla Corte d'Assise di Vicenza. Le sue parole sono state riferite ai familiari, mentre in aula si disputa una partita tecnica delicatissima. Secondo la Procura, tra il 2022 e il 2024 gli anziani sarebbero stati sedati con benzodiazepine e psicofarmaci. Non malattie improvvise, ma somministrazioni che avrebbero compromesso le loro condizioni fino al decesso delle 2 donne. I periti incaricati dal tribunale escludono ictus o patologie acute. Parlano di un quadro compatibile con un'intossicazione farmacologica. Un avvelenamento, insomma. In alcuni casi, spiegano, in pronto soccorso l'antidoto avrebbe provocato un temporaneo miglioramento, un segnale che rafforza l'ipotesi di un'assunzione anomala di farmaci. Ma è proprio sul nesso di causa che si gioca il processo. Gli esperti ammettono, non sempre è possibile dimostrare con certezza assoluta che sia stata la somministrazione a provocare la morte. Un margine di dubbio su cui la difesa punta con decisione. Intanto, fuori dall'aula, il dolore dei familiari delle vittime. Rivederla è stato uno shock, non la perdonerò mai, dice una delle figlie delle vittime. Rabbia e attesa di verità, mentre il dibattimento entra nel vivo. Le prossime udienze saranno decisive. Verranno ascoltati consulenti e altri testimoni chiave e sarà lì che si capirà se i sospetti diventeranno prove o resteranno, come sostiene l'imputata, solo accuse. Ancora cronaca giudiziaria, il femminicidio di Cinzia Luison, si è chiuso il processo, la Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo al marito della donna che voleva lasciarlo, Walter Pitteri.
Nessuno sconto di pena per Walter Pitteri, l'ex autista CTV che nel dicembre 2022 uccise la moglie 60enne Cinzia Luison, colpendola più volte alla testa con una bottiglia di vino piena nella loro casa a Sastino di Livenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso presentato dalla difesa dell'uomo per l'ottenimento delle attenuanti generiche, confermando dunque la sentenza di condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte d'Appello di Trieste. Confermata anche la provvisionale di 100.000 euro per ciascuna delle due figlie della coppia, costituitesi parte civile insieme alle due sorelle della vittima. Molto conosciuta per la sua attività di parrucchiera, Cinzia Luison era stata trovata riversa a terra dopo l'ennesima discussione col marito in cui aveva maturato la decisione di separarsi. Ludopatico e spesso ubriaco, la maltrattava da anni. Ti faccio fuori, le diceva, ti faccio a pezzi, ti faccio diventare polvere, ti butto giù dal balcone, ti spacco la faccia. È stata la brutale violenza a convincere la giuria popolare della Corte d'Assise di Trieste a non concedere le attenuanti. Servizio di Ilaria Marchiori è uscito di casa e si è ritrovato una bambola con un coltello infilzato nel cuore, paura per un assicuratore di Mestre sotto sequestro, questa bambola giocattolo, vediamo. Una bambola con un coltello infilzato nel cuore è la scena che si è trovato davanti un assicuratore di Carpenedo, titolare di un'agenzia, mentre usciva dalla porta di casa per andare a lavoro. L'episodio appena pochi giorni fa. Nessun messaggio a corredo della bambola, nessun biglietto, ma sul fatto sembrano esserci pochi dubbi che possa essere un'intimidazione, una minaccia. La bambola è ora sotto sequestro in attesa che l'uomo denunci formalmente l'accaduto. Al momento del ritrovamento sono giunti sul posto i carabinieri della stazione vicina per indagare sul fatto. Saranno a disposizione degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero portare a identificare l'autore o gli autori del gesto. Vandali e ladri sempre in azione, i ladri in particolare sono tornati a Santa Caterina, è stata razziata l'auto di una famiglia di turisti. Brutta sorpresa per una famiglia che era arrivata a Bassano per qualche ora di riposo nel primo giorno di vacanze pasquali per i 3 bambini di casa. Nella tarda mattinata, mentre la famigliola si rilassava nel parco Ragazzi del 99, qualcuno ha sfondato il finestrino del posto anteriore destro della Renault parcheggiata in Prato Santa Caterina. Ai malcapitati non è rimasto che chiamare i carabinieri per sporgere denuncia. Nel sacco sono finiti portafogli e documenti che erano stati lasciati incautamente in una borsa in bella vista sul sedile del passeggero. Non ci sono testimoni. Servizio di Ferdinando Garavello, restiamo a Bassano perché il Comune ha emesso un'ordinanza contro il degrado dei negozi in centro storico. Poiché i negozi chiusi sono molti, il sindaco Finco chiede che i proprietari puliscano le vetrate e le serrande in maniera tale che si presentino in modo decoroso. Sentiamo ancora Ferdinando Garavello. Bassano deve fare i conti con alcune situazioni peculiari di una città, che è una città d'arte, una città di cultura, una città di turismo, ma che presenta anche qualche angolo oscuro, soprattutto nel suo centro storico. Ne parliamo con il sindaco Nicola Finco, che proprio oggi presenta un'ordinanza antidegrado che va a 360 gradi, parte dai piccioni, passa per i cani e finisce con le vetrine buie, le vetrine sfitte, che anche questo è un tema che noi stiamo seguendo da tempo. Sindaco, che cosa c'è in questa ordinanza? Diciamo che è un'ordinanza contro il degrado del centro storico. Tutti noi vogliamo una città pulita e quindi il comportamento per tenere una città pulita deve partire da tutti i cittadini in maniera consapevole. Quindi questa ordinanza contiene 3 pilastri fondamentali. Il primo riguarda i piccioni stanno creando veri e propri problemi sia di igiene ma anche di sporcizia in città, quindi per questo obbligheremo tutti i titolari degli edifici, soprattutto gli edifici abbandonati del centro storico, a mettere in atto tutti quegli strumenti, quelle accortezze affinché si eviti la nidificazione di questi colombi, ma soprattutto per evitare che possano sostare negli edifici abbandonati. Stanno creando notevoli problemi in tutta la città, abbiamo anche diverse segnalazioni da parte di turisti, quindi questa è una situazione che deve essere assolutamente sanata. L'altro pilastro riguarda i cani. Tutti noi vogliamo bene i nostri animali a 4 zampe, ma i padroni devono essere anche più responsabili. Per questo in tutta l'area del centro storico chi passeggerà con il cane sarà obbligato
obbligato ad avere non solamente il sacchetto per le deiezioni, ma anche una bottiglietta d'acqua per evitare quei cattivi odori che, soprattutto adesso che stiamo andando verso la bella stagione, quotidianamente si sentono nella nostra città, ma anche per evitare un disagio che i commercianti subiscono ogni giorno, perché quotidianamente sono costretti a lavare le proprie vetrine, i propri ingressi con acqua e verichina, perché spesso e volentieri qualcuno lascia il cane a fare i bisogni proprio davanti ai negozi, e non mi sembra il massimo per una città turistica. Terzo punto, le vetrine sfitte. Posso capire che qualcuno decida di non affittare per una serie di motivi i propri negozi, però deve mantenere un decoro in città, quindi deve mantenere le vetrine pulite, e anche gli ambienti interni devono essere puliti ed in ordine. Su questi tre pilastri noi firmiamo questa ordinanza che prevede anche una serie di sanzioni. Il primo mese sarà un mese dove noi andremo ad informare la cittadinanza, dopodiché si partirà con le multe, quindi o i cittadini rispettano i regolamenti per una città più pulita, se vogliono una città sporca ne pagheranno le conseguenze. 3 punti molto importanti. Noi siamo andati un po' a vedere in giro per Bassano. Effettivamente ci sono tanti negozi sfitti, tante vetrine vuote che possono attrarre, passateci il termine, degrado. Il tema dei piccioni è piuttosto evidente anche in città. Diciamo che, e poi lasciamo il sindaco ai suoi impegni, diciamo che se Bassano ambisce a diventare capitale della cultura fra qualche anno, visto che abbiamo fatto la presentazione ieri, è bene che cominciamo a mettere a posto anche queste cose. Ma certamente si tratta di rispetto nei confronti della città, è uno dei salotti più belli del nostro Veneto, e non possiamo ovviamente ridurlo ad un luogo dove ci sono sporcizie, escrementi di animali e quant'altro, quindi è un gesto importante nei confronti di una delle città più belle del Veneto e anche d'Italia. Ecco, con questa constatazione, insomma, noi andiamo a vedere che cosa sta succedendo in centro Bassano. Grazie Ferdinando Garavello e al sindaco Nicola Finco. Il terremoto provocato dalla mancata qualificazione ai mondiali della nazionale per la terza volta consecutiva. Ovviamente c'è un terremoto con dimissioni, vediamo si è dimesso il presidente Gravina, il 22 giugno l'elezione del nuovo presidente della FIGC, e ha lasciato anche Buffon e in bilico lo stesso Gattuso. Sembra che al posto di Gravina possa andare Malagò, ma intanto a Treviso grande festa questa notte per il ritorno in Serie C dopo 13 anni della squadra locale del Treviso Calcio. Andiamo da Elena Dal Forno con Simone Merlo per la parte tecnica. A te Elena. Sì, buongiorno direttore, buongiorno naturalmente a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Qui con me il mister Edoardo Gorini e il presidente Alessandro Botter. Chiediamo subito al mister innanzitutto le sensazioni del dopo partita, la festa, i tifosi, fino a tarda notte, insomma sappiamo che si è cantato e si è ballato. Beh, è stata, buongiorno a tutti intanto, è stata una festa bellissima perché era inaspettata, quindi le cose inaspettate sono sempre le più belle, quindi diciamo che abbiamo liberato tutte quelle che erano le tensioni che magari si erano accumulate nelle ultime 2 settimane. E credo sia una cosa più che meritata. È stato un campionato straordinario, condotto dall'inizio alla fine, quindi strameritato, e di questo va dato merito alla squadra, alla società e a tutti quelli che hanno lavorato per fare in modo di arrivare a questo obiettivo. Ecco, un po' di merito se lo prende anche lei, mister, che è sceso di categoria per sposare questo progetto, che dopo di cui poi parleremo col presidente, ma che l'ha convinta. Sì, il compito di un allenatore è cercare di mettere tutti nelle condizioni migliori di lavorare e cercare di mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi nel miglior modo possibile. Quindi è un lavoro di gruppo, è un lavoro di squadra, e quando tutto viene bene alla fine provi queste emozioni, è giusto godersele. 4 giornate di anticipo, abbiamo detto con il presidente, era un allineamento di pianeti che insomma non era previsto, però progetto che lei ha detto ha bisogno di 3 anni per diventare grande, insomma il primo è arrivato. Sì, abbiamo avuto la fortuna di centrare al primo colpo il ritorno tra i professionisti, e questa cosa ci agevola sicuramente nell'ambizioso progetto che abbiamo, che è quello di rimanere tra i professionisti il più a lungo possibile, senza questi sbalzi che ci sono stati nel corso degli ultimi anni. Ecco, questo progetto però prevede anche uno stadio cambiato, perché il Tenni, da dove ci troviamo oggi, non potrà essere, diciamo,
a lungo termine lo stadio del Treviso in queste condizioni. Sì, abbiamo iniziato uno studio di fattibilità per l'eventuale costruzione di un nuovo stadio. Questo studio ci verrà consegnato dalla società che abbiamo incaricato tra giugno e luglio, e quindi vedremo se ci sarà l'opportunità di costruire un nuovo stadio nel prossimo futuro. Nel frattempo inizieremo i lavori a inizio giugno per mettere lo stadio Tenni a norma per la Serie C. Ecco, professionismo che, se guardiamo insomma un po' più in là, appunto come diceva il Presidente, ha visto le dimissioni e il fallimento del nostro calcio. Ecco, voi come l'avete vissuta, che cosa vi aspettate? Ma sicuramente ne discutevamo anche tra presidenti e colleghi, una riforma a livello globale per il calcio italiano va assolutamente affrontata e fatta, perché così lo vediamo dai risultati stessi e dalle società che saltano ogni anno, e così non si può continuare. Quindi ci auspichiamo che questa mancanza di qualificazione, che veramente per noi è una sofferenza completa, però almeno porti a una rivoluzione da questo punto di vista. Più giovani in campo? Assolutamente sì, confermo. Bene, nel ridarti la linea, direttore, ricordo a tutti che ci sarà una festa ufficiale per la promozione del Treviso Calcio in Serie C e che sarà comunicata a brevissimo, dove tutta la cittadinanza è invitata. Restituisco la linea, grazie anche a Simone Merlo alla parte tecnica. Grazie Elena Dal Forno. Parliamo anche di cultura dopo lo sport. Ieri alle Gallerie d'Italia di Milano è stata presentata ufficialmente alla stampa la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029 per Bassano del Grappa. La prossima capitale della cultura italiana potrebbe essere Bassano del Grappa. La città veneta, nota per il ponte Palladiano, con l'iconica struttura in legno coperta, ha infatti presentato ufficialmente la sua candidatura come capitale per il 2029, seguendo la nomina dello scorso anno a Città Veneta della Cultura. Una grande opportunità. Bassano la possiamo definire l'ottava provincia del Veneto, si trova nel cuore della Pedemontana, centro di economia, di crescita, ma anche e soprattutto un punto di riferimento per le nuove generazioni. Infatti il nostro programma, il nostro obiettivo è creare una candidatura proprio basata sui giovani, quindi sulle opportunità da offrire alle nuove generazioni attraverso la riqualificazione di determinati edifici, ma anche dando la possibilità di farsi una vita all'interno della nostra comunità. Oggi il tema dei giovani è un tema purtroppo sottovalutato, ma stiamo facendo un lavoro in sinergia anche con le associazioni di categoria proprio per sviluppare delle politiche che possano attirare giovani all'interno del nostro territorio. Un obiettivo ambizioso, però penso che abbiamo tutte le carte in regola per riuscire a portare a casa questo importante obiettivo. E da offrire a visitatori e cittadini, Bassano ha molto, dal più ampio patrimonio artistico al mondo di Antonio Canova a quello di Possagno, dai musei civici tra i più antichi della regione alla collezione pubblica di Jacopo Bassano e della sua bottega. Bassano del Grappa diciamo che da sempre è contraddistinta da una forte vocazione culturale. Abbiamo davvero grandi collezioni all'interno dei nostri musei civici, dai dipinti dal Poltiani alle sculture del genio canoviano. Quindi diciamo che davvero Bassano ha tanto da offrire e vogliamo continuare su questo, quindi su quelli che sono i nostri punti di forza, ma anche sulla visione che abbiamo per una città sempre più moderna, all'avanguardia interconnessa, proprio per questa importante candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Un'importante occasione per la città, ma anche per la Regione Veneto, che continua ad affermarsi come meta culturale di spicco nel panorama internazionale. Una città straordinaria nel cuore della Pedemontana, meta di tantissimi visitatori, che continua ad investire nello sviluppo sostenibile, in nuovi spazi da destinare ai giovani, della capacità di riqualificare l'esistente per guardare al futuro. Bassano, terra di storia e di cultura, è un laboratorio che guarda alle città del futuro e la Regione del Veneto è orgogliosamente al suo fianco. E su questa candidatura di Bassano Mirko Cavallini è andato a sentire i cittadini. È una bella idea, speriamo che ci sia possibilità di competere, perché di solito sono città grosse come Firenze o cosa, però ho visto che ci sono parecchi progetti. Benissimo, è una cosa meravigliosa, lo merita la città di Bassano. Mi sembra un debito riconoscimento a una città che ha questi numeri. Speriamo che quell'impalcatura di Rossario che vedo in questo momento sia tolta,
però ripeto, a tutti i numeri per ottenere questo riconoscimento. Culturalmente è molto ricca, soltanto che chi si presenta a Bassano non trova la città come dovrebbe essere, perché con negozi chiusi, case fatiscenti, sfitte, ci vorrebbe un po' più di ordine in centro. Adesso Bassano è bella vivace a livello culturale, il museo sta lavorando molto bene, sarebbe un onore per noi. È un'ottima opportunità, non so cos'altro dire. Cos'è secondo lei che di Bassano va conosciuto di più, oltre al ponte che conoscono tutti? Ma trovo che ci siano ottime iniziative culturali, anche come teatro, concerti. Condivido perfettamente quest'idea che dobbiamo emergere e dobbiamo essere in prima fila. Bene, chissà che riusciamo ad ottenere questa manifestazione e sarà un anno importante se ce la danno. Per quali motivazioni secondo lei dovrebbero assegnarla? Beh, una città come Bassano, conosciuta nel mondo, non può non avere un merito così importante. Secondo il mio punto di vista, Bassano è bella nonostante le sue problematiche, però è sempre una bella città. Io abito a Romano e a Bassano non posso non venire tutti i giorni. Intervista di Mirko Cavallin, adesso andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo e Alessandro Granziera. State con noi perché poi avremo ospite qui in diretta il candidato del centrodestra, sindaco di Venezia, Simone Venturini. A tra poco. Amministrative di Venezia si vota il 24 e il 25 maggio prossimi. Il candidato del centrodestra, sindaco di Venezia, Simone Venturini. Salve direttore, ben trovato. Grazie Venturini, grazie molte. La sfida è con Andrea Martella, senatore del Partito Democratico, segretario del Partito Democratico in Veneto. Allora, il titolo è sul contributo d'accesso che scatta oggi. Subito ci sono state polemiche, scontri tra coloro che dicono sì, il prezzo è giusto, altri che dicono no, è troppo caro, altri che propongono no, lo si può anche fare aumentare, ma poi c'è anche la questione del ticket che dovrebbero pagare anche i veneti. No? Allora, il contributo è un esperimento continuo, quindi lo si è iniziati 4 anni fa, è la prima misura che viene presa dopo 60 anni in cui si è solo discusso senza mai provare a fare qualcosa. C'è una legge dello Stato che ci consente di fare questa misura, non altre. Non è purtroppo possibile mettere un numero chiuso o a un certo punto chiudere la città come se fosse chiusa, e quindi il contributo è lo strumento che oggi la legge ci consente di utilizzare, e ci consente di farlo con delle soglie anche ben fissate, cioè il massimo della tariffa è 10 euro, non possiamo andare oltre. Io credo che la prossima amministrazione dovrà partire da quanto di buono è stato fatto, quindi dall'infrastruttura del contributo che sembrava impossibile realizzare, invece è stata realizzata senza anche particolari disagi, e provare a rafforzarlo su 2 binari: il binario del disincentivo del numero di turisti in alcune giornate, in particolare insomma sotto Pasqua, i ponti del 1° maggio, c'è sempre tanta gente che arriva in giornata con i pullman, con le motonavi eccetera, o dalle spiagge del Cavallino, e dall'altra parte anche per acquisire qualche risorsa in più per far fronte a degli extra costi che Venezia evidentemente ha. La raccolta dei rifiuti a Venezia viene fatta a mano, è evidente che costa di più che farla con un camioncino e con le spazzole che pulisce, e quindi insomma l'idea è appunto doppia: disincentivare il numero di turisti e aumentare le entrate che poi possono andare a supporto anche dei residenti, della gente che vuole vivere a Venezia. E quindi la mia idea è partire da qui e farlo evolvere, chiedendo anche al governo magari che modifichino quella norma, dandoci anche più possibilità. E dall'altra parte invece la risposta è: lo cancelliamo e poi vedremo. Quindi torniamo sostanzialmente a una situazione in cui semplicemente non c'è altro strumento. Quindi è davvero un po' anche imbarazzante non voler ammettere che intanto partiamo da qui. È stato sperimentato, poi sicuramente non è il punto di
arrivo questo, saremmo stupidi anche a pensarlo. Però ecco, è un punto di partenza sicuramente da cui appunto muovere per agganciare il contributo anche con un prezzo più alto a fronte anche dei servizi che la città può dare. Ecco, tra l'altro ricordiamo che all'estero per qualsiasi attrazione culturale, insomma, si pagano anche in maniera salata dei biglietti. Io ricordo faccio sempre l'esempio degli Stati Uniti, cioè un mini geyser, per vedere sto geyser, uno sputacchio che $40. È $40, dico, per cui cosa ci lamentiamo se bisogna pagare giusto, un prezzo congruo per vedere una città meravigliosa come Venezia, che purtroppo per anni è stata calpestata, no? Da orde selvagge, e quindi questo è anche un modo per limitare. Assolutamente, è da 60 anni che si parla di uno strumento per ridurre il numero di turisti a Venezia, in particolare quelli giornalieri, ma è 60 anni che poi non si è fatto nulla. Ora lo strumento c'è, appunto non è perfetto perché la norma nazionale che ci consente di introdurlo è quella, quindi non si può introdurre un numero chiuso o un numero oltre il quale diciamo basta. Quello che si può fare è agire sulla leva del prezzo come disincentivo e quindi ipotizzare anche un costo più alto sopra certi numeri di prenotazione non è secondo me un tabù, e magari posso offrire al turista che si registra la possibilità di visitare gratuitamente un museo, non Palazzo Ducale evidentemente, ma magari un museo che è meno battuto, e che questo consentirebbe anche invece di essere valorizzato e scoperto, o che ne so, l'accesso pubblico ai bagni, ecco, alcune cose che possono essere agganciate al pagamento di questa tariffa. Però l'idea di dire buttiamo via tutto e poi inizieremo a parlare, a discutere, vuol dire che tra 5 anni saremo ancora al punto zero, quindi anche l'idea del mio avversario secondo me è totalmente sbagliata. Ecco, la questione del ripopolare Venezia, no? È una città che negli anni si è svuotata, diciamo il grosso, diciamo la grande comunità è quella di Mestre, gli abitanti di Venezia sono sotto i 50.000, ormai è possibile ripopolarla, cioè perché qui si sta parlando di riaprire le vecchie botteghe, di avviare nuove attività, ma è così? Allora, difficilmente si tornerà ai 200.000 abitanti del dopo seconda guerra mondiale, anche perché sono cambiate anche le nostre condizioni di vita in una casa, no? I piani terra, si viveva anche in 5 in una stanza, oggi evidentemente le aspettative e le abitudini sono altre. C'è il tema secondo me legato a quello della residenza, su cui il Comune ha molte case pubbliche, le sta restaurando, io solo ne ho segnato 1 migliaio negli ultimi anni, non solo però ai redditi zero ma anche alle giovani coppie con redditi bassi, per consentire anche ai giovani di restare a vivere in città. Però c'è un tema legato al lavoro, io devo attrarre lavoro e con il lavoro garantisco quel tipo di posti di lavoro per cui il veneziano o il residente anche da altre parti sceglie di vivere a Venezia. Quindi l'idea è creare nuove filiere di posti di lavoro, come con operazioni come quella che stiamo chiudendo con l'ospedale al mare del Lido, dove si porteranno 500 ingegneri e programmatori informatici a vivere proprio al Lido di Venezia, o con altre operazioni legate a un'industria che non è evidentemente quella siderurgica o quella dell'alluminio, ma è l'industria della creatività, dei servizi, e su quello c'è molto da fare in tal senso. Su Mestre e su Porto Marghera invece c'è spazio per attrarre industria seria. Adesso non so se avete letto che per colpa di quello che sta accadendo in Iran rischiamo di non avere scorte di farmaci, perché l'80-90% dei farmaci arriva da fuori Europa, da India e da Cina ad esempio. Ecco, l'idea di riportare in Italia, si chiama reshoring, pezzi di produzione industriale, magari quella a maggior valore aggiunto, non certo la chimica di base o l'industria di base, ma l'industria farmaceutica che ha anche valori aggiunti significativi, è uno scenario ed è contenuto nel mio programma fatto da esperti del settore che hanno indicato le modalità per cui anche provare a offrire Porto Marghera, che è già infrastrutturato, per ospitare l'industria farmaceutica, che è molto importante anche in una chiave di sicurezza nazionale. Senza farmaci si bloccano gli ospedali, quindi se noi veramente non sblocchiamo adesso lo stretto di Hormuz, il rischio è quello di non avere tutta una serie di prodotti che sono straordinariamente importanti. Senta Venturini, si parla sempre da molto tempo di una legge speciale per Venezia, perché Venezia ha veramente, rispetto a qualsiasi altra città, ha bisogno di un numero così straordinario di risorse, no? Sì, Venezia ha degli extra costi enormi. E negli anni, nei decenni, insomma, in particolare negli anni 70 e 80 arrivavano parecchie risorse.
sono arrivate fino agli anni 90, poi un po' si sono ridotte, poi il Comune è entrato anche in crisi sua per altri motivi e quindi il Comune è tanto che non vede grandi iniezioni di fondi di legge speciale. Il presupposto della legge speciale era dire: se Venezia sparisce è un problema dell'Italia, perché genera una ricchezza anche di immagine, di soft power, come lo chiamano gli esperti, nel paese e nel mondo, che è un peccato se Venezia poi si sgretola, e quindi il paese aveva dichiarato a suo tempo che era interesse nazionale salvare Venezia, non solo la parte edilizia ma anche la parte sociale ed economica. Poi negli anni un po' se ne è dimenticato lo Stato e quindi siamo nella fase in cui questi soldi non arrivano più come dovrebbero arrivare. Dopodiché noi possiamo continuare a sperare che arriveranno miliardi di euro su Venezia, io non credo, perché poi anche i nostri parlamentari a Roma non riescono a essere alle volte incisivi come quelli di altre regioni, purtroppo noi restiamo a essere ancora un po' provinciali rispetto ai centri di potere romano, e questo è un problema che fa il paio con l'autonomia che ci continuano a negare. Insomma un tema molto sentito, e quindi autonomia del Veneto consentirebbe anche di avere più spazi di manovra anche per le nostre città. Ecco, ricordo che il senatore Martella ha votato contro l'autonomia, era contrario all'autonomia, e questo è un tema. Quindi autonomia e soprattutto trovare delle modalità per cui, senza andare a Roma col piattino in mano ogni volta, visto che non funziona più, si possa trovare un modo strutturale per finanziare la città. Quindi il contributo d'accesso rafforzato può essere uno strumento, abbiamo già la tassa di soggiorno, la ZTL bus che esiste, ma perché no decidere che un punto dell'IVA raccolta nella filiera turistica, invece che andare a Roma e tornare forse ogni tanto come legge speciale, possa essere trattenuta a monte, e questo consentirebbe anche di vedere il Comune molto impegnato anche nell'emersione di una fetta di grigio che nell'economia delle città turistiche esiste. Ecco, anni e anni di proteste contro il progetto del Mose, il Mose per fortuna funziona e ha salvato Venezia da molte acque alte. Prima del Mose purtroppo sono successi dei disastri. Va difeso il Mose, perché finché funziona e finché dura siamo tranquilli. Va difeso il Mose assolutamente, ma va difesa l'idea che ha consentito di fare il Mose, cioè l'idea che le cose devono essere fatte, possono essere fatte, e non dobbiamo far solo leva sulle paure e quindi sul partito del no. Cioè il Mose è l'esempio plastico di come, se avessimo ascoltato quelli che oggi sono da quell'altra parte, che hanno protestato contro il matrimonio di Bezos, che hanno protestato contro le ferrovie, che hanno protestato contro il porto, che protestavano contro il Mose, se li avessimo ascoltati, oggi Venezia negli ultimi 3 mesi sarebbe andata sott'acqua almeno un paio di volte a settimana, perché il Mose è stato alzato nel mese di febbraio tantissime volte, appunto. Quindi è la dimostrazione plastica del perché non ascoltare certi tipi di sirene, che sono quelli che insinuano il sospetto, l'arte del rinvio, vedremo, facciamo un'assemblea partecipata, discutiamo con tutti, che è un modo per non decidere. Il Mose andava fatto e adesso deve essere salvaguardato. Certo, vanno completate anche le opere complementari al Mose, che vuol dire l'impermeabilizzazione di Piazza San Marco, l'innalzamento di alcune rive come abbiamo fatto a Canareggio, la sistemazione di alcune velme e barene per rallentare l'accesso e il deflusso delle acque in alcuni casi, la compatibilità con l'industria portuale, quindi come modellare le alzate delle 3 bocche di porto consentendo l'operatività del porto il più a lungo possibile, quindi anche qui modelli matematici da studiare e che sono in fase di sperimentazione per capire che se chiudo 2 bocche di porto e la terza la lascio un po' più aperta, le navi possono continuare a operare e magari la alzo poco prima dell'arrivo dell'alta marea. Sono modelli che vanno studiati, implementati e discussi, però ecco, è la dimostrazione che in questo paese c'è chi vuole andare avanti e progredire e poi vedere i risultati, e chi vuole invece bloccare tutto. Bloccare tutto, secondo me, non è la soluzione ideale in un paese come il nostro, che non è nemmeno preso benissimo. La questione sicurezza, si è innestata anche la vicenda della moschea di Via della Giustizia a Mestre, con pro e contro. L'altro giorno hanno fatto manifestazioni da una parte Forza Nuova, dall'altra i centri sociali. Sì, diciamo che faremo volentieri a meno di entrambi, sia dei centri sociali che di Forza Nuova, perché ogni volta che ci sono manifestazioni loro nascono poi problemi, disagi. L'altra sera si è bloccata mezza Mestre per una quarantina di persone che erano là con le bandiere, quindi c'è anche un tema di rispetto dei diritti dei pendolari, dei cittadini, delle persone che lavorano in città. Sul tema della sicurezza servirebbe davvero un approccio diverso a livello nazionale, perché poi a livello locale i comuni possono fare certe cose e vanno fatte, quindi potenziare la polizia locale, mettere più telecamere, riqualificare alcuni buchi neri nei quartieri della città, e quindi servono gli investitori per realizzarlo, investimenti privati, e dall'altra parte però, diciamocelo,
veramente siamo una barzelletta alle volte, spacciatori, borseggiatori, ladri, rapinatori che vengono presi 5, 6, 7, 8, 9 volte e il giorno dopo sono ancora sulla strada. Più che parlare di allungamento o di pene esemplari servirebbe un tema della certezza della pena. Ti prendo in flagranza a fare una certa roba, sparisci dalla strada per qualche giorno almeno, poi ti passa la voglia. Ecco, bisognerebbe avere un approccio un po' più americano da questo punto di vista, cioè togliere la minaccia dalla strada e avere dei processi che siano rapidi e delle pene che siano certe. In Italia invece, insomma, ora che quel reato arriva a processo, o è prescritto, o il borseggiatore è già tornato in altri paesi, o sta continuando a borseggiare, tanto prima o poi qualcuno lo fermerà, ma a lungo termine. Quindi ecco, va rivisto proprio l'impianto del sistema giudiziario, più che parlare genericamente di norme che inaspriscono le pene. Serve una certezza della pena immediata, cioè certi tipi di reati che sono quelli che garantiscono allarme sociale, quindi l'accoltellamento, lo spaccio, il borseggio, devono trovare una sanzione immediata, perché la loro cattiveria che interviene sulle persone è immediata e anche la pena dovrebbe essere immediata. Allora, piena campagna elettorale, che aria tira, cioè che riscontri ha mentre gira per tutta la provincia di Venezia? Sì, la fortuna vuole che in qualche modo, insomma, è tanti anni che giro, quindi per me non è una novità, insomma, incontrare tante persone, non sono una novità alcuni problemi che vanno risolti e quindi da questo punto di vista vedo tanti amici, tante persone con cui ho condiviso un percorso in questi anni e vedo anche tanta riconoscenza e tanto apprezzamento per alcune cose realizzate e tanta anche aspettativa per tanti problemi che vanno ancora risolti. Pensiamo solo a tutta una serie di operazioni urbanistiche da completare, la stazione di Mestre, la questura di Marghera, l'Umberto I che è passato in consiglio comunale un paio di settimane fa. Però devo dire che intorno alla mia lista civica, che voleva appunto essere una lista civica non di partito, non ideologica, e che ha poi l'appoggio di tutto il centrodestra, più anche partiti di centro, ecco, quella mia lista civica doveva andare a prendere tutte quelle energie del mondo civile, delle professioni, del mondo del lavoro, del mondo dei pensionati, che erano fuori dai partiti. Quindi c'è un sacco di gente che è fuori dai partiti e che vorrebbe dare un contributo alla sua città, e la lista civica è lo strumento che io ho trovato per in qualche modo raccogliere la loro disponibilità a dare una mano disinteressata alla città. E sono 36 candidati, più di 100 nelle municipalità, e sono tutte persone che vengono da esperienze diversissime. C'è un poliziotto che è andato in pensione dopo 42 anni di carriera ed era il capo del sindacato della polizia, quindi ha visto varie stagioni, non da ultimo, insomma, quella della Mala del Brenta. Abbiamo dei medici, anche loro in pensione da poco, e uno ancora operativo, un pediatra a Venezia. Abbiamo imprenditrici, abbiamo giovanissimi, abbiamo 4 ragazzi under 30, cioè l'idea di dare ai nostri ragazzi non solo il compito di volantinare o di sbandierare le bandiere del partito, della lista civica, ma anche l'idea di candidarsi al Consiglio Comunale. Io ho iniziato giovane, a 22 anni in Consiglio Comunale, e mi ci rivedo un po' nelle loro speranze, nella loro voglia anche di dare un contributo. Parliamo tanto di giovani, ma se poi non ascoltiamo il perché i nostri giovani non si trovano nelle nostre città e scelgono l'estero, siamo un po' ipocriti, insomma. Quindi ai giovani io ho chiesto di impegnarsi non per darci suggerimenti o per sbandierare o volantinare i mercati, ma per candidarsi consiglieri comunali. Io spero che molti di loro ce la facciano a essere eletti, perché porteranno una ventata anche di novità e freschezza nella mia lista e nel Consiglio Comunale di Venezia. Presentazione delle liste? Noi la faremo penso mercoledì, quando inaugureremo l'altra sede in piazza Ferretto. Ho scelto il colore giallo come colore della primavera e anche l'idea appunto di una campagna elettorale col sorriso, cioè io vedo negli ultimi mesi parecchi attacchi personali nei miei confronti, parecchia cattiveria, c'è proprio voglia anche di essere aggressivi nei toni, sui social, ogni giorno mi segnalano una serie di situazioni ingiuriose. Io ovviamente lascio correre, però ecco, dico sempre ai miei candidati che noi siamo diversi, cioè la nostra è una campagna elettorale da fare col sorriso, propositivi, raccontando il nostro programma e senza mai accettare provocazioni o cercare di cadere nella provocazione che poi ti fanno gli altri. L'ultimo ragazzo che ho candidato ieri in lista mia, Simone Rizzo, è un ragazzo che ha fatto un'esperienza importante nelle rappresentanze universitarie, è espressione di azione nella mia lista civica, e l'hanno massacrato sui social
quelli del giro solito degli studenti più di estrema sinistra che vanno a fare le classiche manifestazioni che conosciamo, perché si è candidato. Ci fosse candidato con la rifondazione comunista tutto sarebbe stato perfetto, siccome si è candidato con la lista civica di centro è stato bersagliato da insulti, offese, ingiurie. Ecco, questo fa capire che c'è un clima nel paese che non va sottovalutato. È compito secondo me della politica ma anche dei candidati sindaco non buttare benzina sul fuoco ma buttare acqua, quindi alle cattiverie noi rispondiamo col sorriso. Esatto, non ti curare di loro ma guarda, e passa, no? Questo vale soprattutto in politica. Grazie Simone Venturini. Grazie a voi. Grazie Motte, grazie, a presto, buon lavoro, andiamo in pubblicità e torniamo subito. Tanti veneti in partenza per le vacanze di Pasqua e Pasquetta e ci sono controlli in tutta la Marca trevigiana in questo caso, 100 le pattuglie dell'Arma sul territorio. Facciamo il punto con Marta Marangone e Nicoletta Rizzetto che hanno sentito i carabinieri. Sono iniziate le vacanze pasquali e sono intensificati in questi giorni i controlli dell'Arma sul territorio. Qui con me il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Comandante, come vi state organizzando? Beh sì, come ha detto lei sono giorni particolari, sono giorni che vanno visti con un po' di attenzione, soprattutto anche in relazione al contesto internazionale, che in questo momento insomma è un po' complicato. Per cui abbiamo intensificato insieme alle altre forze di polizia, sotto il coordinamento della prefettura, tutta una serie di servizi di controllo del territorio che vanno sia dalle aree di maggiore aggregazione delle persone, quindi soprattutto in questo momento dove chiaramente i turisti affluiscono nelle zone cittadine, nelle zone turistiche c'è un maggiore concentramento, quindi dove ci sono più persone c'è un maggiore pericolo e quindi una maggiore attenzione, e soprattutto sulle principali assi viari che anche in considerazione dei movimenti dei turisti, molti si spostano in auto e per il fine settimana è previsto sicuramente un bollino rosso. Questo fa sì che insomma anche la nostra attenzione soprattutto sugli assi viari ordinari sia particolarmente intensa. Ecco, molti si sposteranno anche in giornata per la Pasqua, per la Pasquetta nelle nostre colline, quindi attenzione anche per chi si mette alla guida magari dopo aver un po' abbondato con le libagioni e con le bibite soprattutto. Beh sì, come abbiamo detto altre volte, per quanto riguarda l'incidentalità, soprattutto in provincia di Treviso, i comportamenti che rilevano maggiormente sono o la distrazione alla guida o la guida in stato di ebbrezza. In questo caso è sempre buona norma per chi pasteggia o sicuramente si troverà in qualche locale per festeggiare la Santa Pasqua di fare attenzione ad assunzione di alcolici, perché poi oggi il nuovo codice della strada chiaramente presuppone dei limiti abbastanza cogenti e precisi, per cui il superamento di quei limiti sicuramente verrà sanzionato da un punto di vista o amministrativo o penale. Siamo andati a sentire i vicentini, come trascorreranno le loro vacanze, sentiamo. Probabilmente a casa mia con i nonni e i bimbi. Quale sarà il menù? Non ho idea, all'ultimo momento. Quest'anno si stringe un po' la cinghia anche per i viaggi, per andare fuori. Sì, ma poi in famiglia è sempre bello, quindi va bene così. A Pasqua sarò con la mia famiglia in collina e il giorno dopo in campagna per un altro picnic. Staremo a casa di sicuro in famiglia, però i viaggi si fanno oltre la Pasqua o prima o dopo. Che tipo di Pasqua sarà quest'anno anche alla luce di quello che succede nel resto del mondo? C'è qualche speranza in più? Allora, nella speranza senz'altro, perché sono credente veramente, e la speranza è nel credere che c'è un mondo migliore ma nell'uomo, nel quello che porta l'uomo nel cuore, e auguro a tutti di riscoprire l'amore vero. A casa si cucina e si mangia in famiglia. E che cosa si cucinerà? Ancora non ho deciso. Qualcosa di siciliano.
Qual è il piatto della tradizione siciliana per Pasqua? Beh, di solito si mangia torta pasqualina anche da noi, una lasagna al forno, magari carciofi, roba così. Quindi Pasqua in famiglia, e qual è la speranza per questa Pasqua? La pace, un po' di serenità per tutti. Io poi spero proprio per il loro futuro, perché questo mondo mi sembra veramente impazzito. Ci sono cose che, eventi che sono fuori, secondo me, addirittura dalla nostra capacità di comprendere perché stanno avvenendo. Ecco, quindi speriamo nella pace, questo è chiaramente scontato, però... Anche per il futuro dei giovani? Assolutamente per il futuro dei giovani, è di quello per cui io sono preoccupata di questo mondo. Purtroppo diciamo che se ci guardiamo in giro sicuramente non sarà una Pasqua serena, ecco, perché i pensieri sono anche a parti del mondo dove sicuramente si soffre, ed effettivamente se pensiamo a questo non può essere una Pasqua serena. La speranza comunque c'è che comunque qualcosa sicuramente migliori. Parleremo della situazione in Veneto e nel mondo questa sera a Focus con gli ospiti, un elenco ancora incompleto: Paolo Benvenu, Morena Martini, Rosa Poloni e Paola Roma. Grazie per averci seguito, grazie a Francesca Pezzo e Alessandro Granziera in regia, e ci vediamo stasera a Focus alle 21:20 circa. Buona giornata.